Nel Tigullio risiedono 2.384 minori stranieri, un numero in aumento che sollecita pratiche di maggiore integrazione soprattutto a scuola. Il tema affrontato a Chiavari al convegno sulle nuove generazioni. Scelti i 3 progetti vincitori dell'edizione 2018 di Tigullio Crea Impresa, a Sestri-Levante la selezione della giuria. Puntare sulla mobilità sostenibile e più piste ciclabili, la richiesta dei partecipanti alla pedalata organizzata a Chiavari dalla FIAB Tigullio Vivi in Bici. Sta per chiudersi per l'Ailex Italia di Chiavari il periodo del concordato in attesa di nuove commesse e in partenza a giugno una nuova linea produttiva. Rociatori al lavoro sul versante franato alla IML di Casarza Ligure, iniziate le operazioni di messa in sicurezza. Più di 700 alunni delle 35 classi del comprensivo Chiavari 2 all'edizione 2018 di Corri nel Verde, coinvolte sul sintetico del Comunale 27 società sportive del Tigullio. Un defibrillatore e 3 nuovi mezzi per il trasporto disabili per la Croce Rossa di Cogorno. La ciclovia dell'Ardesia è in stato di degrado, eppure i fondi ci sono, 320.000 euro messi a disposizione dal GAL genovese che non si possono toccare finché non verranno aperti i bandi. Un manifesto programmatico sulla famiglia è stato sottoposto ai candidati a sindaco di Sestri-Levante dall'Associazione Familiari del Tigullio. Nel processo di fusione tra ATP e AMT garantita la piena autonomia gestionale di ATP Esercizio che resta nella sua sede del Tigullio. Proseguono a ritmo spedito le operazioni di assemblaggio della nuova passerella pedonale di Rivarola di Carasco. La nuova struttura a campata unica verrà varata entro la metà di giugno. 40 anni per la cooperativa Olivicoltori Sestresi, il traguardo festeggiato nella sede di Valle Ragone con la consegna del premio miglior olio di oliva e l'inaugurazione di una nuova sala didattica. Sfuma ad Ascoli, il sogno e salvezza della Virtus Entella. Il pareggio a 0-0 non basta ai biancocelesti che retrocedono in Lega Pro. Il flash mob degli studenti dell'Istituto della Torre sul tema della Costituzione ha aperto il Festival della Parola di Chiavari. In 4 giornate un centinaio di eventi in programma. Ben ritrovati all'appuntamento con il TG, guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, parliamo di stranieri, si è fatto il punto sulla situazione del nostro Tigullio in un convegno promosso dalla diocesi di Chiavari. Parleremo poi del risultato dell'edizione 2018 del contest di YLab Tigullio Crea Impresa, 3 le aziende che sono state selezionate e poi la richiesta dei partecipanti all'iniziativa della FIAB Tigullio Vivi in Bici che si è svolta a Chiavari, che chiedono più piste ciclabili e una maggiore attenzione alla mobilità sostenibile. Vediamo i servizi. I minori stranieri residenti nel Tigullio sono 2.384, l'11,95%. La tendenza è stabile e il fenomeno non è passeggero. L'analisi è stata fatta a Chiavari al convegno sulle nuove generazioni. Il numero degli immigrati non sale, molti tornano in patria, la crisi economica frena nuovi arrivi. Tuttavia, le famiglie straniere mettono al mondo più figli degli italiani. Se nell'ASL 4 infatti c'è forte denatalità, tra gli immigrati si segnala piuttosto un incremento delle nascite. Nel Tigullio le comunità più ampie sono quelle di persone provenienti da Ecuador, Albania, Romania, Cina e altri paesi dell'Est Europa. I minori stranieri costituiscono una componente molto rilevante all'interno delle nostre comunità, all'interno delle nostre scuole e necessitano di processi, di politiche, di interventi che favoriscano nel migliore dei modi l'integrazione con le popolazioni residenti. Don Beppe Culoma, responsabile dell'ufficio diocesano Migrantes, ricorda che non è sbagliato avere dubbi e paure sugli stranieri, ma questi non possono condizionare le scelte e compromettere i valori del rispetto e della generosità o alimentare odio e rifiuto. Al convegno è stato portato l'esempio della Penny Weirton, una scuola di lingua italiana per migranti nata a Roma e poi estesasi ad altre regioni, che punta all'integrazione tra studenti italiani e stranieri e favorisce un metodo di incontro 1 a 1. 2 sedicenni fra di loro possono intendersi in modo rapido anche se vengono da mondi lontani, anche se hanno religioni diverse, lingue diverse, però hanno l'adolescenza. Ecco, nell'adolescenza tu vedi che 2 giovani possono trovare delle sintonie. Allora noi adulti dobbiamo favorire queste relazioni, perché saranno poi loro che dovranno realizzare il mondo nuovo. Qual è il segreto e qual è il metodo?
Il segreto è 1 a 1, perché quando tu crei la classe cambia tutto, mentre invece insegnare l'italiano all'immigrato 1 a 1 significa conoscerlo e farsi conoscere da lui. Quindi questa scuola è molto rigorosa, però è anche affabile, ci vuole l'accoglienza, ci vuole il sorriso, ci vuole l'emozione, l'emotività, altrimenti non puoi realizzare una vera accoglienza, e questo è il nostro impegno maggiore. Un dispositivo da applicare allo spazzolino da denti per rendere un gioco, la pulizia, un gin ligure, un prodotto a chilometro zero e aromatizzato al basilico, una piattaforma online pensata per chi vuole organizzare un evento con musica mettendo in contatto artista e cliente. Sono loro i vincitori dell'edizione 2018 di Tigullio Crea Impresa, il concorso per promuovere nuove idee imprenditoriali che, dopo aver toccato nelle diverse fasi località del Tigullio, Portofino, Santa Margherita, Ligure, Rapallo e Chiavari, ha visto la sua conclusione all'ex convento dell'Annunziata di Seste Levante, dove i 16 progetti selezionati, sugli 80 iniziali, hanno avuto la loro chance di diventare realtà. La proclamazione di 3 vincitori è arrivata al termine dei pitch. 3 minuti per presentare l'idea e altrettanti per rispondere alle domande della giuria, che poi si è riunita e ha scelto. Avremmo voluto premiare tutti gli intervenuti che hanno fatto un lavoro straordinario in queste settimane e che grazie all'assistenza del Politecnico di Milano hanno affinato la loro idea, l'hanno resa credibile e l'hanno presentata con grande successo nella sessione ultima di oggi. Per le 3 start-up selezionate comincerà adesso un periodo di incubazione in YLab lungo 2 mesi, per ciascuna la possibilità di trasformare l'idea su carta in qualcosa di più concreto. Abbiamo creato un business model per il quale faremo degli investimenti pubblicitari di marketing sulla creazione di un brand, con il quale poi noi andremo a creare la nostra ricetta di gin che abbiamo già brevettato e poi commercializzeremo il prodotto iniziando da tutta la Liguria per poi espanderci a livello nazionale e internazionale, ci auguriamo. Un sistema che abbiamo creato portando questa pratica poco divertente per i bambini e trasformandola in un gioco attraverso la creazione di una rete neurale che imparasse il corretto movimento della spazzolata del bimbo, rendendo questo momento, che solitamente è considerato un po' noioso, un momento ludico, educativo. La nostra idea riguarda la musica, quindi la possibilità di creare una vetrina per i musicisti in un contesto come quello di oggi in cui è difficile emergere e allo stesso tempo per l'utente permettergli di vestire su misura il proprio evento. Perché organizzare manifestazioni a favore di una mobilità diversa per la città? Noi come FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, siamo convinti che sia il futuro, come si sta dimostrando in tante altre città straniere e italiane. Cioè muoversi con mezzi intanto che fanno bene alla salute, quindi muoversi a piedi, muoversi in bicicletta, muoversi con i mezzi pubblici, e cercare di togliere spazio ai mezzi motorizzati che sono comodi, però ci hanno anche tanto conquistato a nostro discapito tanti spazi della città e poi vabbè, senza parlare dell'inquinamento e del rumore. Quale sarebbe lei la prima cosa che farebbe per facilitare l'utilizzo delle bici a Chiavari? Sicuramente le piste ciclabili, perché a parte il lungoentella e andiamo un po' sul lungomare ogni tanto con la bici, poi vedo che le biciclette sono dei pericoli pubblici per la strada, cioè veramente lì bisogna lavorarci molto. Come mai ha deciso di partecipare a questa manifestazione? Piaceva l'idea di venire a girare per la città in bicicletta con poche macchine, eccetera, insomma, motivo per gustarsi la città. Lei crede che sia possibile una mobilità diversa a Chiavari? Ci speriamo, dai. Ci si spera. Crede che servano più piste ciclabili a Chiavari? Direi proprio di sì, perché Chiavari è assolutamente assente questo argomento e dunque sì, penso di sì, perché troppe macchine e le bici sarebbero un bel modo di spostarsi in città. Qual è l'importanza di questo tipo di manifestazioni a Chiavari? Sono importanti soprattutto per i bambini, per sensibilizzarli, per farli appassionare anche all'uso della bicicletta in città, che è una cosa meravigliosa. Cosa offre Chiavari per i ciclisti? Insomma, in centro è più difficile perché mancano le piste, c'è la parte del lungoentella, ci sono delle zone dove si può andare in bicicletta, al centro è già più complicato, speriamo che la situazione migliori.
I temi del lavoro nella giornata di martedì. Andremo alla Ailex di Chiavari, l'azienda sta per finire il periodo di concordato con l'arrivo di nuove commesse, intanto parte a giugno una nuova linea produttiva. Parleremo di questo ma anche della IML di Casarza Ligure, i rocciatori sono al lavoro per la messa in sicurezza del versante franato alcune settimane fa per una messa in sicurezza che potrà far ripartire l'azienda nella sua completezza. Parleremo poi dell'iniziativa Corri nel Verde, del compressivo Chiavari 2 che ha visto in campo allo stadio di Chiavari più di 700 alunni e poi la festa della Croce Rossa di Cogorno con la consegna dei diplomi di formazione ai suoi volontari e l'inaugurazione di un defibrillatore di 3 nuovi mezzi. Vediamo tutti i servizi. È una linea produttiva che noi abbiamo realizzato per conto di Fiat Ducato, dovrebbe entrare in funzione nelle prossime settimane, quindi a brevissimo. E quindi siamo molto contenti di questa, non è una nuova commessa perché è un'attività Ducato già lo facevamo noi, è un prodotto che abbiamo rinnovato, Fiat ci ha approvato e quindi siamo soddisfatti. A proposito delle commesse, si sta attendendo l'arrivo di nuove, l'azienda è di nuovo sul mercato? L'azienda è assolutamente di nuovo sul mercato, stiamo lavorando con gli attuali clienti, conosciamo, Fiat in testa ma non solo, piuttosto che BMW, Peugeot e più grossi costruttori d'auto europei, ma anche con nuovi entranti, possibili nuovi clienti, sia nel settore automotive che anche settori, comunque società che arrivano da settori diversi che si stanno lanciando nel settore automobilistico. Uno dei timori principali nel passaggio di consegne di proprietà alla nuova azienda giapponese era quello della permanenza sul territorio di questa azienda e la tenuta occupazionale. Questi sono confermati entrambi? Sono confermati entrambi. Per il 2018, per tutto il 2018 non ci sono problemi di natura occupazionale, abbiamo commesse sufficienti per poter avere un buon risultato quest'anno. Poi tutto dipenderà ovviamente dalle nuove commesse che stiamo cercando di portare a casa, che speriamo di poter portare a casa a breve. Per quanto riguarda la presenza qui è confermata anche da una serie di attività che il gruppo Ailex sta svolgendo, ne dico una su tutte, ha investito a livello mondiale 13 milioni di dollari per un nuovo sistema informatico, detto in modo un po' approssimativo, un CRM nuovo che dovrà vedere l'implementazione in Italia intorno nella seconda metà del 2019, quindi questo vuol dire che sta investendo e investirà anche in Italia, stiamo parlando di un investimento importante per noi. Come procedono i lavori sulla frana? Sono partiti da qualche settimana, ma i lavoratori sul posto li ho visti oggi che hanno iniziato per poter mettere in sicurezza la parte necessaria per poter fare in modo che il sindaco, le istituzioni possano modificare e ridarci la possibilità di poter operare in tutto lo stabilimento. Quindi oggi al via le operazioni dei rocciatori, si tenta di aprire una parte chiusa dello stabilimento, qual è, lo possiamo ricordare? Sì, la parte chiusa, la parte più verso valle, dove c'è la stamperia, dove si costruiscono, si affinano gli stampi, dove c'è la materia prima. Su questa parte che per noi è il cuore dell'azienda è necessario partire in tempi i più rapidi possibili. È confermata la previsione di riapertura a un mese. In questo momento quanti sono i lavoratori in cassa integrazione? Beh, un mese noi è l'obiettivo che ci diamo, non mi sentirei di giurarci. Il cassa integrazione oggi si aggira dalle 15 alle 20 unità. Dal punto di vista dei carichi di lavoro, in questo momento l'azienda quanto sta soffrendo e perdendo anche? Beh, i carichi di lavoro non sarebbero neanche male, ci sarebbe anche un discreto carico di lavoro, seppur non eccezionale. Ovviamente vi è difficoltà, ma l'azienda è in un gruppo e quindi ovviamente riesce comunque a soddisfare, seppur parzialmente, i clienti e credo che lo faccia con la serietà che l'ha sempre contraddistinta. Ecco. Avete chiesto aiuto alle istituzioni, in questo momento com'è la situazione? Su questo vi sono ancora delle aspettative che fino ad oggi non sono state esaustive, cioè non abbiamo ancora avuto risposte positive. Auspichiamo che il sistema creditizio voglia dare fiducia.
Edizione 2018 di Corri nel Verde, quali i numeri di quest'anno? I numeri di quest'anno sono circa 700 bambini delle scuole primarie della Fara, Solari, San Pier di Canne, Caperana e Laesi. Quante società sportive siete riusciti a coinvolgere? Siamo riusciti a coinvolgere 27 società sportive, è stata dura abbiamo dovuto spostarla per causa maltempo, ma nonostante tutto oggi è una bellissima giornata e siamo in questa bellissima cornice del campo dell'Entella. Come funziona? Ci sono diverse stazioni e le classi ruotano e tutte affronteranno uno sport diverso? Certo, ogni classe parte da una postazione e ogni 15 minuti passano alla postazione successiva per poter così usufruire di vari sport e varie attività. Il nostro grazie va innanzitutto all'amministrazione comunale e alla Virtus Entella, che anche quest'anno danno la possibilità ai bambini di calpestare questo campo. Un altro grazie va a tutte le società sportive, perché veramente senza di loro la manifestazione non ci sarebbe. Ogni anno il numero delle società sportive coinvolte cresce. Lo sport centrale comunque nell'attività di formazione dei giovani, questa è una manifestazione conclusiva di tante altre che ci sono state nel corso dell'anno. Sì, questa è veramente l'ultima di una serie di iniziative che hanno accompagnato i nostri bambini e ragazzi per tutto l'anno, dai piccini della materna, che hanno avuto anche loro occasione di incontrare diverse attività sportive e che avranno anche loro un mini Corri nel Verde prossimamente al Palazzetto questa volta. Con questa inaugurazione abbiamo potuto inaugurare dei mezzi per il trasporto di disabili che sono caratterizzati da una pedana dove è possibile mettere una carrozzina. La giornata si è svolta con un momento per voi di chiusura di questi vostri anno di formazione, seguito poi dalla messa. Una messa celebrata dal nostro sacerdote, il volontario Don Andrea Borinato, in cui è stata letta la lettera del volontario che noi sentiamo molto, che sentiamo molto appartenere ai nostri principi, ai 7 principi della Croce Rossa, il ricordo appunto delle persone che non sono più tra noi, la donazione del defibrillatore, l'inaugurazione dei 3 mezzi di soccorso, il carosello per le vie di Cogorno con tutti i 12 mezzi che abbiamo a disposizione, e la consegna degli attestati a tutti i militi che nel corso dell'inverno hanno effettuato il ripasso, quindi militi già formati che hanno avuto un aumento delle conoscenze quantitative. Quanto è la disponibilità che vi è di mezzi su tutto il nostro territorio? I comitati della Croce Rossa in Liguria sono 56 più 16 distaccamenti. Ogni comitato è autonomo per quanto riguarda i mezzi e gli strumenti necessari per far fronte alle attività sanitarie richieste dall'ASL. È in convenzione col 118. In totale siamo intorno ai 650 circa. Oggi qui a Cogorno sono stati inaugurati 3 nuovi mezzi, di cui 2 sono proprio al servizio dei disabili, delle persone che sono i più piccoli, quelli che hanno più necessità. Ma voi siete presenti, pronti a partire in quanto tempo per eventuali calamità? Beh, dipende dal tipo di calamità, dipende dall'allertamento che ci arriva dalla Regione, dal Dipartimento della Protezione Civile. Noi abbiamo delle squadre organizzate che sono definite soccorsi speciali, che sono pronti a muovere anche in 20 minuti. Un allarme che arriva dall'entroterra, dalla Val Fontana Buona. La ciclovia dell'Ardesia è in stato di degrado, le risorse per sistemarla ci sono ma mancano i bandi. L'appello che arriva dal GAL Appennino Fontana Buona per voce della sua presidente, la dottoressa Marisa Bacigalupo. Sentiamo. Ci sono secondo lei le risorse per poter intervenire?
Alcune risorse sono già state stanziate, soprattutto ci sono già dei lavori in corso sia nel comune di Carasco che nel comune di Cicagna. Poi per quanto riguarda invece il nostro programma, che si chiama il programma del GAL, che fa parte del piano di sviluppo rurale, ha previsto una somma complessiva di 320.000 euro come aiuto ai singoli comuni perché ognuno migliori il suo tratto. Quanti soldi per ogni comune quindi? Ogni comune sta preparando un progetto del valore di circa 35.000 euro. Questi soldi si possono utilizzare oppure ancora no? Come funziona? Questi soldi sono stanziati da molto tempo, cioè dal momento in cui è stato approvato il nostro programma che si chiama Strategia di Sviluppo Locale. Purtroppo la Regione Liguria non gestisce direttamente lei il piano di sviluppo rurale, ma tramite un'agenzia di Roma che si chiama Agea, e sono anni, perché il programma è 2014-2020, ora siamo a metà del 2018, per problematiche di piattaforme tecnologiche funzionano al momento solo parzialmente, per cui finora non ci hanno ancora dato il via ad aprire i bandi a cui i comuni possono rispondere e presentare i relativi progetti. Quindi questi 320.000 euro a disposizione possono essere destinati solamente con un'eventuale apertura dei bandi. Alla Regione avete chiesto un incontro, come sta andando? Abbiamo fatto un incontro con l'assessore Stefano Mai e gli abbiamo rappresentato queste enormi difficoltà che stiamo vivendo e soprattutto le aspettative del territorio che comincia a essere sfiduciato. Si avvicina la scadenza del 10 di giugno, quando a Sestri Levante i cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. A loro si è rivolta l'associazione delle famiglie del Tigullio con 5 punti chiave in un documento che sintetizza le richieste a sostegno proprio della famiglia. Parleremo di questo, ma anche della situazione di ATP alla luce del processo di fusione tra l'azienda SPA e AMT Genova. Vediamo i servizi. Quali sono i punti cardine del manifesto programmatico che avete sottoposto ai candidati a sindaco di Sestri Levante? Essenzialmente sono 5. Il primo è che, come è avvenuto per il comune di Chiavari, si possa avere un assessorato alla famiglia o, come a Genova, un'agenzia della famiglia. Il secondo problema che mettiamo, direi, a fuoco è quali politiche per far sì che l'indice di natalità veramente cominci a innalzarsi, perché il problema della Liguria, dell'Italia, dell'Europa è questo. Il terzo problema è addirittura la fragilità delle unioni matrimoniali, quindi dei corsi di preparazione anche per coloro che direi usufruiscono del matrimonio civile. Una quarta cosa è l'applicazione del fattore famiglia all'ISEE comunale, come alcuni comuni ormai si sono impegnati a realizzare. E infine qui bisogna studiare il modo di fare un'alleanza fra la famiglia, i docenti e la scuola, perché il problema educativo, lo vediamo dalle notizie che emergono nei telegiornali, è un punto debole delle nuove generazioni, anzi dei genitori delle nuove generazioni. Quali strumenti ha a disposizione un amministratore, in questo caso un sindaco, per favorire e sostenere la famiglia? Beh, paradossale doverlo dire, credere nella famiglia. Devono, direi, conoscere i problemi, farsi aiutare a conoscerli, vedere laddove in alcuni comuni sono stati realizzati con i benefici che dicevo prima. Poi viene il terzo punto. Se il politico è succube di alcuni, diciamo, membri della sua amministrazione comunale, è evidente che quello gli dirà sempre questo non si può, quest'altro non si può, e allora lì bisogna che la volontà politica prevalga su quelli che sono i meccanismi amministrativi puramente contabili.
Per ATP Esercizio, piena autonomia gestionale e la sede operativa che resta nel Tigullio a Carasco. Nel percorso di fusione tra le due aziende del trasporto pubblico di Genova e Città Metropolitana, AMT e ATP SPA, per la controllata di quest'ultima sono questi i due punti fermi ribaditi dal sindaco Bucci nel corso dell'incontro con le parti sociali. Tutta la nostra strategia, ha detto il primo cittadino di Genova e della Città Metropolitana, ha come obiettivo finale quello di mantenere le aziende dei trasporti in house. L'integrazione tra queste è finalizzata a dare un servizio migliore. Integrazione che sta già prendendo forma nelle aree di sovrapposizione del servizio e dei rispettivi bacini, come confermato dallo stesso presidente di ATP Esercizio Enzo Sivori. L'azienda, che nelle scorse settimane ha approvato un bilancio consuntivo 2017 con un leggero utile, arriva da un periodo complicato dal punto di vista economico e finanziario e che solo grazie al percorso del concordato preventivo ha evitato il fallimento. Il concordato è servito appunto a ridurre i costi e quindi a fare sì che dal punto di vista economico la nostra sia diventata un'azienda sostenibile e in grado anche di investire con l'aiuto degli enti sovraordinati per il rinnovo del parco mezzi e per l'aumento della qualità del servizio. Un elemento di conflittualità è rappresentato dal socio privato minoritario, la maggioranza ha votato anche contro l'approvazione di questo bilancio. È aperta un'avvertenza anche a livello giudiziario. Sì, a livello giuridico i privati continuano nella loro conflittualità. Ricordo che per quanto riguarda le prime due impugnative abbiamo già vinto una causa in arbitrato, ora è in corso l'impugnazione del bilancio 2016 e il giudice ha nominato la CTU, ora probabilmente impugneranno anche il bilancio 2017 per il fatto che hanno votato contro, ma comunque la nostra gestione è una gestione improntata alle regole del buon amministratore, quindi noi siamo tranquilli, portiamo avanti l'azienda, siamo fiduciosi ovviamente nelle decisioni della giustizia che prima o poi arriveranno anche per quanto riguarda l'impugnativa di bilancio. Siamo così arrivati alla giornata di venerdì, parleremo dei lavori di assemblaggio della nuova passerella pedonale di Rivarola di Carasco, manca poco per il varo della struttura che dovrà avvenire intorno alla metà di giugno. Parleremo poi dei 40 anni della cooperativa Olivicoltori Sestresi, festa nella sede di Valle Ragone con l'inaugurazione anche di una nuova aula didattica. E infine una notizia che coinvolge tutto il Tigullio, non ce l'ha fatta la Virtus Entella a salvarsi, 0-0 la partita di ritorno dei play-out che ha visto la squadra biancoceleste retrocedere in Lega Pro. Vediamo. È stato finito il premontaggio della struttura in acciaio e nei prossimi 10 giorni verranno completate tutte le saldature strutturali e poi saremo pronti per il varo che dovrebbe avvenire attorno alla metà di giugno. Quali sono le caratteristiche di questa struttura metallica e dove è stata realizzata? È una struttura che ha un peso totale di 60.000 kg d'acciaio, è stata realizzata nei suoi componenti da un'officina di Busalla, ha una careggiata di 3,20 metri di larghezza che consente il transito agevole ai ciclisti e ai pedoni e in caso eccezionale anche a mezzi di soccorso che possono accorciare di almeno 10-15 minuti l'attraversamento del fiume senza fare tutto il lungo giro che devono fare attualmente. La campata quanto misura? Sono 70 metri di luce ed è stato necessario farla per superare la problematica dell'obbligatorio mantenimento della pila in sponda sinistra del vecchio ponte che bisognava assolutamente mantenere per motivi storico-culturali. Come verrà varata? Quali le operazioni che verranno eseguite? Interverrà un'unica gru fra le più grosse presenti in Italia che imbragando, appendendo il ponte a circa 15 metri dalle due estremità da ciascuna parte provvederà con una rotazione di circa 90 gradi a posizionarlo sulle pile già predisposte. Una volta varata la struttura verrà completata con le opere accessorie, che cosa è previsto? Allora, c'è un'opera accessoria di tipo impiantistico, che sono 2 protezioni laterali alla via di transito nelle quali potranno essere ubicati tubi per fogna e impianti elettrici che debbano attraversare il fiume. Mentre l'illuminazione è prevista un'illuminazione funzionale, bassa, radente, che illumina il piano di calpestio e un'illuminazione più scenografica lungo i 2 archi perché sia visibile anche di notte il ponte nella sua forma finale.
come avete festeggiato? Abbiamo festeggiato appunto con, oltre l'assemblea dei soci annuale per quanto riguarda il bilancio e quant'altro, abbiamo anche inaugurato la nuova sala della fattoria didattica, una sala che è stata appunto messa a punto quest'anno per l'accoglienza dei soci, per i laboratori inerenti a fattoria didattica, ossia laboratori sul pesto, laboratori sui testaroli che andremo appunto a fare con i turisti, e laboratorio su altre, diciamo, peculiarità del nostro territorio. Dal 1978, da quando siete partiti ad oggi, sono cambiati i numeri, ma resta lo spirito di fondo che porta avanti questa realtà. Certo, resta soprattutto l'armonia che viene gestita all'azienda. Siamo partiti con un dipendente part-time, oggi abbiamo 12 dipendenti, erano 23 soci fondatori all'origine nel 78 e oggi siamo 1672 soci. In occasione dei 40 anni della Cooperativa Olivicoltori Sestresi c'è stata anche la premiazione della quarta edizione del miglior olio. 33 i partecipanti selezionati, com'è andata? Chi ha vinto? Allora, posto che erano veramente degli oli molto buoni, il primo che ha vinto il concorso è Mario Chella, il quale ha ottenuto un punteggio di 87 decimi su 100. Il secondo è Botto Elvio con 87 e il terzo è Levaggi Giuseppino con 86,40. Questi punteggi fanno vedere come l'olio prodotto quest'anno, grazie a particolari condizioni, era di elevata qualità. Sì, sono effettivamente la conferma sensoriale che tra l'altro trova riscontro perfettamente anche in analisi chimiche veramente buone, perché sono acidità bassissime e perossidi bassissimi, e sono appunto indice di un'annata che ha dato questi risultati anche per la mancata presenza della mosca olearia, che è il principale antagonista, diciamo, della qualità. Il sogno per adesso è svanito e la Virtus Entella saluta la B dopo 4 anni meravigliosi fatti di momenti bellissimi ed altri più difficili. Scrive così sul sito ufficiale della squadra biancoceleste Marco Bianchi all'indomani della gara di ritorno dei play-out salvezza disputata ieri sera ad Ascoli. Un pareggio a reti inviolate ha sancito la retrocessione in Lega Pro della squadra diretta nelle ultime decisive partite dall'ex capitano Gennaro Volpe. Niente da dire sull'impegno, sulla dedizione che ci ha messo la squadra. Io ho dato tutto me stesso in queste 4 settimane e i giocatori devo solo ringraziarli per la disponibilità, per la professionalità, per il rispetto che hanno avuto nei miei confronti. Quindi un grazie per quello che hanno dato in campo fino alla fine. Purtroppo non siamo retrocessi oggi. La retrocessione, quando retrocedi, è figlia di tante cose, di tanti errori, che poi la società con calma analizzerà. Al di là della delusione per aver mancato l'obiettivo salvezza, l'analisi a più ampio respiro porta ad individuare i molti segnali positivi che la società e la squadra hanno saputo imprimere in questi anni. Con una certezza, l'ambizione, la passione e la voglia espressa dal presidente Gozzi proprio alla vigilia della partita. Posso dire che l'Entella ha una risorsa unica e straordinaria che è Antonio Gozzi. È da lì che l'Entella ripartirà più forte di prima. La nota di maggior calore arriva dai 300 tifosi che hanno seguito la squadra nella trasferta ad Ascoli, superando anche la difficoltà di un pneumatico forato lungo il tragitto. Nel momento cruciale della stagione non è mancato il loro supporto. Un grazie a tutti i tifosi che con grande sacrificio ci ha seguito in una trasferta così lunga per sostenerci. L'amarezza e il dispiacere che non gli abbiamo potuto regalare una gioia. Dobbiamo solo leccarci le ferite e ripartire più forte di prima, perché questa società ripartirà più forte di prima. E siamo così giunti al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. L'approfondimento adesso è dedicato al Festival della Parola, che ha preso il via a Chiavari, una 4 giorni densa di eventi, un centinaio quelli in cartellone, l'inaugurazione con un flash mob dedicato alla Costituzione, ma anche tanti gli ospiti che sono appunto intervenuti nel corso degli eventi in calendario. Vi lascio dunque al nostro approfondimento. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e ritorna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Comune ci ha investito di questo compito che per noi è stato molto gratificante, ovvero inaugurare il Festival della Parola attraverso un flash mob che coinvolgesse praticamente 10 scuole, 10 classi della scuola, scusi, e avendo come tema la Costituzione, perché ci hanno proprio assegnato questo importantissimo tema. E cosa hanno fatto i ragazzi? Hanno partecipato attivamente a tutta questa preparazione nella consapevolezza, io spero, di argomenti così importanti, ma soprattutto quello che è piaciuto a tutta la scuola è stato lo spirito proprio di insieme e il fatto che è un progetto di istituto che quindi ha coinvolto più di 200 ragazzi, più di 200 alunni. È una mobilizzazione abbastanza impegnativa perché la scuola media ha una struttura rigida e quindi mettere insieme i gruppi per lavorare non è stato semplice, per cui insomma serviva un pochino di organizzazione e di buona volontà da parte di tutti i colleghi, da parte di tutta l'istituzione scuola. La partecipazione è stata molto forte, forse anche questa stringa del Fuori Festival adeguatamente, opportunamente ha dato spazio alla creatività dei nostri commercianti, dei nostri operatori e delle nostre associazioni, quindi forse c'è stato un fermento più coeso, se vogliamo, mi pare che ci sia entusiasmo, soprattutto da parte delle nostre scuole, per le quali io ho scritto il festival. Noi durante l'anno collaboriamo tantissimo con il Comune di Chiavari, ma anche con gli altri comuni del Tigullio. Abbiamo dato la nostra disponibilità ad incontrare i ragazzi proprio per dare delle nozioni di uso consapevole del web. Noi non entriamo nel merito tecnico delle cose perché non è il nostro compito nei confronti di questi ragazzi, ma soprattutto perché poi alla fine non desterebbe il loro interesse. Si cerca di rimanere sul pratico e di dare delle nozioni basilari di buon senso. Quale rapporto c'è tra la religione islamica e la piazza e i social? È un rapporto dinamico e il social oggi è uno strumento, come tutti gli strumenti, dipende da noi. Se noi siamo preparati possiamo fare un uso positivo, se non siamo preparati purtroppo può essere uno strumento negativo. Il mio messaggio è che gli strumenti vanno usati, ma dobbiamo avere dell'educazione come dobbiamo usarli. Come do un esempio molto semplice, il coltello a casa lo usiamo per mangiare, ma purtroppo qualcuno lo usa anche per uccidere. Allora è uno strumento molto buono se lo usiamo per mangiare, uno strumento negativo danneggia l'altro se lo usiamo per uccidere. E così oggi il social network è uno strumento per aprire la mente, uno strumento per comunicare con l'altro se abbiamo una educazione civica di usarlo. Se invece lo usiamo senza sapere niente potrebbe essere un danneggiamento. Quindi è importante anche riflettere sulle conseguenze dell'uso dei social. Dobbiamo sapere che dall'altra parte c'è una persona, non c'è il niente.